Eccomi qua, partenza dal Lozzo Testino e andiamo verso il municipio. Cambiato ovviamente l'ambientazione e là in fondo ovviamente chi può andare a fare un'escursione a mezzogiorno, poi almeno non c'è nessuno, forse. Visto che questa è la prima escursione dell'anno, ho deciso di fare quella più corta verso il Saccello di San Giuseppe, che alla fine in mezz'oretta, così ha detto la signora, dovrei arrivare. Vediamo. Qua la strada inizia a essere un po' più tortuosa, proprio niente di non fattibile. Di certo non è come il mio giretto in montagna che rischia Agora. Come si dice da Sfiatone, si va su. Prima ho visto una tana, forse era un serpente. Speriamo bene, va. Ok, andiamo avanti. Sto camminando a passo veloce. Non si sa mai di che cosa o quale incontro potrei fare. Intanto l'unica cosa positiva è che in questo periodo ci sono poche zanzare. Questo è positivo. Negativo, che i serpenti si risvegliano, credo. Nel dubbio faccio presto. Bivio, solo che la freccia, se si vede, indica che devo andare di là, quindi sempre più in alto. Secondo me il percorso da Tria, sto morendo con la fatica al cuore. Sono arrivato. Mi riposo, non faccio più. Un'oresetta per venire qua a Saccello, dal parcheggio del centro di Lozzo Testino. Sono morto, però è carino anche se ho paura che uscisse qualche serpente e probabilmente ne aveva visto uno che mi aveva addormentato sotto una panchina. Mi lascio lì. È tempo di ripartire. Ho riposato 10 minuti canonici, vediamo un attimo qua, giriamo attorno a sto Saccello. Là in fondo comunque ci sono le antenne, devo cambiare. Beh dai, 324 metri, mi fa piacere, peccato che sia foschia, comunque vabbè, in direzione di qua. E salutammo lo santo. Sicuramente era questa la strada giusta, altro che quella che ho fatto io, là veramente era quasi l'arrampicata. Vabbè, comunque dai, carino, mi piace, un bel girettino, se non mi ammazza. All'andata, quando arrivate al bivio, andate di qua. Infatti visto adesso che c'è scritto 5A, che è il sentiero numero 5 dei colli questo. Vabbè, è stata comunque una bella esperienza. Dai, adesso andiamo giù e andiamo a mangiare, e forse riesco a fermarmi in qualche ristorantino dei colli. E